Benvenuti a questa nuova video lezione, cari amici di mattoscacco.com. In questa lezione oggi vi volevo mostrare un qualcosa che avevamo già visto precedentemente, ma che voglio sottolineare. È risaputo che quando si è agli inizi, ovvero quando si è ancora un principiante, si gioca subito per vincere. Non si ha la giusta pazienza di aspettare e giocare mosse posizionali, ma si vuole subito puntare al re e quindi allo scacco matto. Quindi solitamente si gioca E4, E5 e subito donna H5. La donna H5 che funzione ha messa lì? Ovviamente quella di puntare su F7, il punto più debole dell'intero schieramento, ma allo stesso tempo questa posizione attacca anche il pedone E5. Per molti principianti questo è già un trucchetto, perché è difficile, tra virgolette, vedere la donna che attacca il pedone E5. Quindi che cosa può accadere? Può accadere che il nero voglia scacciare a tutti i costi la donna da H5 e allora qui donna per E5 scacco, il re si difende e il nero perde la torre. Questo qui è un trucchetto veramente banale. Tuttavia, come bisogna rispondere a questo trucchetto? Ovviamente anche cavallo F6 è sbagliata. È sbagliata perché permette comunque di catturare il pedone. Perciò come bisogna giocare? Cavallo C6, una mossa di sviluppo che comunque riesce a difendere il pedone 5. Quindi la donna non può più catturare in E5. Ora la classica mossa è alfiere C4. Il bianco sviluppa un altro pezzo, ma al contempo punta su F7. Quindi se il nero non prende provvedimenti, il bianco matterà su F7 con donna per F7. Anche in questo caso, dopo cavallo F6 c'è lo scacco matto. Quindi cavallo F6 non è da giocare. Alfiere C4, G6 è una buona mossa. Ora la regina è costretta a muoversi, non può prendere in E5, quindi ritorna in F3, dove il giochetto su F7 è ancora possibile. Ora bisogna difendere questo punto F7, addirittura si può mettere la regina qui per non correre ulteriori rischi, ma tuttavia cavallo F6 è comunque una buona mossa. Minaccia il pedone 4 e difende il punto F7. Ora, se il bianco è astuto, tra virgolette, anche se queste mosse sono comunque errate, perché la teoria dice di non muovere troppe volte lo stesso pezzo in apertura e il bianco non sta facendo altro che continuare a muovere la regina, il bianco può giocare donna B3. Quindi, ricapitolando, la donna da H5 ad F3 è andata in B3, dove il giochetto su F7 è ancora fattibile, perché si è creata una batteria di regina e alfiere che punta su F7. In questo caso non ci sarà lo scacco matto, ma si avrà solo il guadagno di un pedone. Quindi qui bisogna correre ai ripari. Il punto F7 è sotto minaccia. Come si può fare per difenderlo? C'è la classica donna E7 oppure questa mossa che è la più forte in assoluto. Cavallo D4. Il cavallo acquisisce un'ottima posizione e un avamposto fortissimo in D4, minaccia la regina in B3 e minaccia la forchetta in C2 tra torre e re. Tocca al bianco. Se il bianco dice faccio una mossa intermedia e do scacco, va bene, dai scacco, il re è costretto da spostarsi, ma ora la regina è costretta a rimanere su questa diagonale. Perché? Perché deve difendere l'alfiere F7 che è minacciato dal re. Quindi la regina qui non può andare, qui non può andare, su B3 non può stare, quindi andrà per forza in C4. Ma se il nero insiste e vuole far
spostare a tutti i costi la regina da C4 e allora qui c'è B5. Qui non può stare, qui non può stare, qui non può stare, qui non può stare. La regina è costretta a spostarsi e nel farlo perde sicuramente l'alfiere.